Allora, io volevo partire dall'origine, la sorgente di tutto, quando è arrivata la prima idea di trarre un film dal manga, che è famoso. Beh, l'idea è nata un po' di anni fa. Noi da sempre ci piaceva l'idea come Brandon Box di cimentarci sull'adattamento di un manga, ma è molto molto difficile riuscire a iniziare a intavolare discussioni con i detentori dei diritti, no? Quindi prima in maniera molto naif, di solito quello che provi a fare è che pensi alle cose che ti piacciono, no? E scrivi, non ti risponde nessuno. E poi dopo invece grazie a Marco Schiavone di J-Pop ci ha messo in contatto con, cioè ci hanno messo in contatto con lui, noi gli abbiamo chiesto, tu guarda ci piacerebbe un sacco lavorare all'adattamento di un manga e lui ci ha suggerito proprio le IP, le property di Tetsuya Tetsui, le sue opere. Ce n'ha date una caterva, fra cui c'era anche Poison City e una terza, non mi ricordo, insomma poi appena abbiamo visto Prophecy abbiamo subito capito che c'erano delle grandissime potenzialità e quindi è da lì che è nata l'idea diciamo iniziale di lavorare proprio su questo manga. E Jacopo a che punto entra del progetto? Jacopo, possiamo dirlo, ce lo presenta Fabio Guaglione, con cui lui ha fatto Ride, perché con Fabio avevamo vari progetti insieme. Io quindi, adesso non voglio spoilerare, no, ma siccome è un film che poi è ambientato nei rider delle consegne a domicilio e se voi avete visto il suo film Ride sapete che insomma quel mondo lì era un po' action, allora gliene ho parlato e per me è stata una bellissima sorpresa perché lo conoscevo per quel suo aspetto action, ma in Prophecy ci sono anche dei toni un po' comedy, no? Quindi mi chiedevo chissà come reagisce leggendo quello che abbiamo scritto e devo dire che non solo gli è piaciuto ma anche ha preso, poi ha inserito, ha lavorato anche lui sulla sceneggiatura e ha aumentato queste fasi comedy. Jacopo, qual è stata la sfida più grande nel portare Prophecy dalla carta a farlo diventare cinema? Ma allora, sicuramente i tempi molto stretti con cui abbiamo fatto il film, perché trattandosi di un action, comunque girare in 4 settimane è stata veramente, veramente tosta, soprattutto perché ci sono tante, tante location, tante situazioni, tante interazioni anche tra attori diversi. E la difficoltà è stata un po' orchestrare, diciamo, tutto quanto, ma è stato anche poi, come dire, oltre che una difficoltà, è stata anche una cosa piacevole, nel senso che poi l'idea di riuscire a mettere in scena comunque una storia complessa, perché è anche molto stratificata dal punto di vista proprio narrativo, sia nei personaggi che nelle tematiche, è stata una bella sfida che onestamente all'inizio, perché è sempre così quando fai un film, quando parti non sai mai se poi riuscirai a portare a casa quello che hai in mente. E io devo dire che col senno di poi l'anima del film, così come me l'ero immaginata, siamo riusciti poi tutti quanti, perché è stato veramente un lavoro collettivo, a portarla a casa, mantenendo comunque una matrice di base del manga, l'ideologia di base proprio che ci stava dietro al manga, ma riuscendo anche a trasportare questo pensiero che c'era dietro il manga anche in un contesto italiano nostro, con l'aggiunta, proprio come diceva Andrea prima, di una parte comedy che secondo me aiuta anche a stemperare un po' i toni e a essere, come dire, anche un pochettino più trasversali, ecco, nei messaggi. Uno dei punti di forza di Prophecy è il casting. Come avete scelto innanzitutto Damiano Gavino per il ruolo? Avete pensato subito a lui? Avete fatto... Allora, il casting l'abbiamo fatto insieme nel poco tempo diciamo, che avevamo a disposizione. Ecco, diciamo che l'anno scorso è stato anche un anno particolare per il cinema italiano, quindi noi, ti dico la verità, abbiamo completato il funding del film e avevamo degli altri attori, soprattutto anche per il ruolo di Gates, attached, no? Come si chiama, con la lettera di interesse, solo che poi nel momento in cui dovevamo girarlo questi attori non erano disponibili, no? Allora ci siamo ritrovati senza protagonista. E devo dire che Damiano è stata un'intuizione molto molto felice, forse l'attore di cui abbiamo discusso di meno, no? Cioè quando ci è arrivato il provino che ci è stato caldeggiato dalla sua agente, solo che ha fatto il provino e ci ha messo un po' prima di dirci di sì, no? Quindi, no, per noi è perfetto, però dici di sì e ci ha messo un pochino, poi alla fine insomma si è convinto
e quindi insomma quello è venuto bene. Poi per altri do tantissimo merito a Jacopo, faccio un esempio, a Runfall, che a me non convinceva tanto, ma semplicemente perché è troppo bello come attore e ha della parte del genio informatico, me lo immaginavo un pochino più uno sfigatino, invece Jacopo gli ha fatto fare più di un provino e ha detto no, fidati Andrea, vedrai che con lui abbiamo preso l'attore giusto e così è stato. Insomma, io personalmente sono veramente molto contento del cast che Sì, abbiamo ma tutti quanti. ne parlavo prima, infatti, che col senno di poi siamo stati in parte fortunati, ma anche bravi forse a riuscire ad assortire in questo modo il cast, perché c'è veramente un'ottima varietà proprio di giovani talenti, e questa cosa secondo me è importante anche, cioè pensare a un cinema che anche un po' possa supportare anche le nuove proposte dal punto di vista attoriale, tutti attori che hanno già fatto delle cose, ma nessuno, come dire, che a parte forse Damiano, che quelle poche cose che ha fatto, guarda caso, comunque è riuscito veramente a già quasi a svoltare. Però io personalmente, come Andrea, sono veramente molto contento appunto del cast. Siamo trovati, guarda, se posso dire, molto d'accordo e non è così scontato, secondo me, che produttore e regista si trovino d'accordo, anche nel fare i cambiamenti un po' last minute, come per esempio il ruolo di Giulio, di Manfredi, no, che è un po' l'antagonista, e da sceneggiatura doveva avere un'altra in realtà età anagrafica, infatti stavamo facendo il casting con attori quasi 10 anni in più rispetto a Giulio Greco, però poi alla fine l'abbiamo visto, Giulio lo conoscevo, ho detto, dice Jacopo, fa, ma è fighissimo, dai, facciamogli subito fare il provino e ci ha veramente convinto, spiazzato un po', no? Comunque se avete visto il film, quando lo vedrete, cioè, vedrete che comunque questo antagonista è molto, in certo qual modo, sopra le righe anche, no? Però ci siamo trovati d'accordo anche nel fare questi cambiamenti last minute che sono fatti tipo a ridosso dell'inizio della produzione, la cosa che ha reso anche così bello questo film. Per chiudere, Jacopo, avevi in mente dei riferimenti specifici, film, un'estetica particolare? Ma allora, io sono veramente onnivoro dal punto di vista cinematografico e non solo, quindi sia mi vengono in mente film in stile Prophecy, mi viene in mente Kick-Ass per esempio, che è un film che chi ha visto Prophecy ha citato molte volte, dice no, mi ha ricordato le cose di Kick-Ass. Però io, come diceva prima Andrea, amo anche la commedia, se fatta in modo intelligente, se la commedia diventa uno strumento anche per fare, come dire, anche un minimo di riflessione dal punto di vista sociale, cosa che in Italia avveniva, penso alla commedia italiana di una volta era un pretesto anche per parlare dell'Italia, non solo per far ridere persone come negli ultimi, ahimè, 30 anni di cinema in Italia, dove la commedia è solo comunque, la prerogativa è solo quella di far ridere. Una volta invece la commedia si portava dietro anche delle tematiche importanti. Quindi c'è quella parte lì sicuramente dentro, dal mio punto di vista. Poi come immaginario io ho voluto proprio cercare di andare su un tiro sia dal punto di vista cromatico che di location, molto pop, per cui colori accesi, brillanti. Volevo che fosse un film che in qualche modo sprizzasse vitalità. Ecco, cioè altri hanno pensato a V per Vendetta, tanto per dire, che però ha comunque dei toni molto più cupi. Invece nel nostro caso la mia idea era cercare di fare una cosa molto più contemporanea, più postmoderna quasi, cioè cercare di prendere in prestito un immaginario pop, quasi giocoso, quasi appunto più colorato, e metterlo al servizio invece di una storia che è una storia che poi a tutti gli effetti è drammatica. Ecco. Grazie mille.